Dai, buonasera a tutti. Buonasera. È stato un bellissimo incontro, perché la prima volta che ho sentito parlare di Andrea De Vincenzi, me ne ha parlato il nostro presidente onorario, mi ha detto che aveva incontrato un personaggio incredibile e siccome nel breve volgere di un 45 anni ho imparato a fidarmi di quello che sono le sue impressioni, sono anche andato a guardare un po' di filmati su internet, ho guardato le sue pagine social, eccetera, e quindi mi sono confermato che il giudizio del nostro presidente onorario aveva buona fondatezza. E quindi è stato bello da parte nostra sia darci da fare promuovendolo sui social, sui giornali online, sia tramite il patrocinio della città di Imperia, che ci ha permesso di avere l'accesso anche ai totem in giro per la città, per cui perlomeno, anche se non presenti, ma la cittadinanza sicuramente l'ha visto perché sono molto guardati i totem, e speriamo che ne abbia almeno raccolto il senso dell'iniziativa, iniziativa che mi sembra di capire, ma adesso Andrea ce lo dirà molto meglio, che ha uno scopo solidale e io mi permetto di aggiungere, poi anche lì ce lo confermerai, motivazionale, cioè un messaggio forte di dire può succedere di cadere ma l'essenziale è rialzarsi. Questo mi è parso che sia l'elemento forte che è alla base non tanto di questa cosa qua quanto di tutto quello che è la tua azione nella vita, e quindi niente, aspetto che tu ce la racconti. Grazie. A me tocca dire 3 parole per contratto, per presentare Andrea, che è già stato presentato, e non voglio dilungarmi. Siete sicuramente degli eroi, perché chi esce alla sera per sentire una conferenza di questo tipo merita un plauso, giusto? Giustissimo. Noi siamo già santificati oggi perché stamattina siamo partiti come prima tappa dal monastero del Carmelo di Sanremo. Per ragioni storiche io conosco una suora lì, Brianzola, e siamo stati benedetti dal vescovo di Ventimiglia Imperia, che ha fatto una predica interessante, partendo dai greci, insomma molto interessante, che probabilmente verrà riassunta nel libro che poi verrà fatto su questa iniziativa. Tour in bici alla ricerca dei 4 elementi, ne parlerà Andrea, vuol dire solo 3.000 km attorno all'Italia, oggi sono stati i primi 60 o 70, da cui si va a Trieste, che è l'area, su tutte le montagne, da Trieste, Pianura Padana, Casalmaggiore, dove ha avuto i natali questo signore, Bologna, Firenze, Roma, che è la terra, Roma, Reggio Calabria, che è l'acqua, e poi la Sicilia per andare non vicino ma in cima all'Etna, qualcosa di tutti i giorni. Quindi un intervento importante. Io volevo aggiungere 2 cose. Il tour non è un tour in macchina, non è un tour a piedi, ma è un tour in bici. Questo ragazzo, che io ho conosciuto l'anno scorso perché l'avevo invitato quasi casualmente a presentarsi durante una giornata in Lombardia, abbiamo un'associazione che si chiama Ciclostoriche di Lombardia, facciamo 14 ciclostoriche con bici d'epoca, eccetera. L'ho invitato e ho detto: questo qui è uno da tenere sotto controllo perché ne combina di tutti i colori, insomma. E quindi quando mi ha detto io voglio fare questa cosa qui, ho detto: secondo me probabilmente hai bisogno di un aiuto, io te lo do assieme ad Alessia, che è da qualche parte, Aspetta le piedine fuori. Aspetta le piedine, e quindi abbiamo organizzato questa cosa che è abbastanza piana. Abbiamo trovato, come qui a Imperia e anche a Sanremo,
ospitalità, aiuto, e quindi anzi ringrazio quelli del Parasito su questo. Allora Andrea dice cosa significa per me la bici? La risposta è che non lo so ancora del tutto. Tutto inizia nel 2007, lui ha avuto un incidente, poi lo racconterà, in bici a 17 anni, In moto. in moto andando contro una macchina, adesso ne ha 80, quanti ne hai? 82. Ne ha 53, quindi un po' di anni. 52. 52. E per un po' di anni si è dedicato alla musica, al conservatorio, eccetera, eccetera. No? A un certo punto dice c'è qualcosa che il sassofono non mi aveva mai dato in questo modo, ed è la bicicletta. Ogni record, ogni salita, ogni mattina in sé raggiunge qualcosa che non sapevo di poter avere. Hai scritto tu questo, Dove sei andato a beccarlo? Amo scoprire il mondo sulla bici, non solo i luoghi, ma me stesso. Soffro, sudo, cado, ricomincio guadagnandomi ogni traguardo, piccolo o grande, che sia con la stessa fame del primo giorno. In questi mesi sto vivendo quello che credo sia l'abside della mia carriera, non per i numeri, ma per la qualità dell'attenzione che riesco finalmente a portare su ogni dettaglio. A questi livelli lui ha fatto un record del mondo delle 24 ore su pista, 24 ore su pista l'anno scorso a Palma di Mallorca, si sta allenando, gli abbiamo aperto le porte del Nord Italia, lui che viene da Cremona, e a settembre farà il record delle 24 ore a Varese, che è a Milano, sull'ex pista stradale dell'Alfa Romeo. Cosa quindi significa per me la bici? Significa aver trovato il mio linguaggio, non più quello delle note, ma quello della fatica, della velocità, del corpo che spinge e della mente che tiene. Significa che ho imparato a fidarmi di quello che non vedo. Lì c'è un libro dove dice credere nell'impossibile. Lui è un coach, va nelle scuole e nelle aziende a motivare le persone a non abbattersi. L'ultima cosa è che se ci fosse stato ancora Papa Francesco, secondo me avrebbe riscritto per lui quello che nel 2000 ha scritto ad Alex Zanardi quando ha avuto l'incidente, che ve lo leggo. Carissimo Alessandro, la tua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo ogni stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. Lo dirà anche lui, questo tour è per raccogliere fondi attraverso gli sponsor, attraverso la vendita dei libri, per 3 associazioni, una di ragazzi autistici, problema enorme che c'è in Brianza dove abitiamo noi, una dei ragazzi che escono dal carcere Beccaria, carcere minorile, ma hanno bisogno ancora di un'assistenza senza i secondini, senza le sbarre, e li stiamo già aiutando in altri modi, lo vedremo che adesso è un'associazione, uno dei fondatori è stato Andrea di Parma, sulla SLA per le famiglie che hanno quel problema. Finito, gustatevi. Per me guarda, No, è tanto piacevole da ascoltare. gustatevi Andrea. Grazie Fausto, bravo Fausto, innanzitutto grazie di questa presentazione legata alla bici, perché comunque è già la seconda o la terza conferenza che facciamo assieme e ha sempre queste sorprese. L'altra volta avevo fatto delle altre letture altrettanto molto, molto belle. Anch'io vi ringrazio veramente della presenza, perché comunque uscire al giorno d'oggi nel 2026 per ascoltare
chiacchierare delle persone, vedere qualche fotografia, ascoltare una storia non è assolutamente banale, e noi vi portiamo la mia esperienza, vi portiamo questo tour. Mi piace sempre sottolineare molto l'importanza, sì, come ha detto Fausto, dei dettagli, ma anche l'importanza delle persone che sono a fianco, perciò vi dico già da subito che tutto quello che vedrete, la famiglia, la squadra, è un lavoro veramente di 52 anni, veramente molto molto importante, insomma, dove ovviamente ci sono stati dei passi importanti, uno su tutto, che poi andrò a raccontarvi, però devo dire che fortunatamente, anche abbastanza voluto, diciamo così, oggi sto vivendo, diciamo così, la vita dei miei sogni. Anzi, devo dire che fino anche a qualche anno fa, insomma, mi avessero detto che per 40 giorni avrei girato in sella alla bici l'intero paese, l'avrei preso un po' per matto, ecco. Però devo anche dire che la cura dei dettagli e questa nostra volontà, Matteo, Alessia, Federico che è andato a prenderci da mangiare, Fausto e tanti altri che ci seguono da casa, questa modalità di senz'altro fare un passo alla volta, che poi arriverò anche a una foto e andrò a spiegarvela, ma soprattutto di alzare sempre un po' l'asticella, ci ha portato anche a creare un progetto che fortunatamente sono entrati loro, soprattutto Alessia e Fausto dal punto di vista organizzativo, perché diciamo così a settembre l'avevo sparata un po' troppo grossa, perché avevo in mente un progetto, ma devo dire veramente il loro supporto è stato fondamentale anche per organizzare la sera come questa, perché saranno 3.200 km e organizzare soprattutto delle conferenze lontano, molto lontano da casa, è molto complicato. Perciò vado veloce a mostrarvi un po' di slide. Questa è una fotografia che mi rappresenta molto anche l'Andrea sportivo, l'Andrea legato alle avventure e non tanto alle competizioni. Qui siamo nel 2023, faccio proprio un salto avanti, poi torno dietro l'incidente, perché sono stati 2.300 km in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, completamente in solitaria. Perciò in quella fotografia vedete che ho il telecomando in mano, nella mano destra c'è tutto quello che mi è servito per prendere aerei, per percorrere questi 2.300 km, per mangiare, per dormire e per documentare soprattutto tutta questa avventura. Questo sono io appunto nel 1990, avevo ahimè abbandonato gli studi per congegnatore meccanico all'IPSE di Parma, un po' poca voglia di studiare, però insomma dalla famiglia ho ereditato una grandissima voglia di lavorare, che secondo me la sto portando anche oggi nel mondo non solo del lavoro ma anche nel mondo sportivo. Possibilità economica dunque di avere 3 quattrini. A 3 settimane dal compiere 16 anni ho comprato questo 125, un momento pieno assolutamente della mia vita dal punto di vista sportivo. Giocavo a calcio, anche se con il calcio non avevo veramente nulla da condividere, però mi piaceva il mondo, mi piaceva proprio lo spogliatoio, il fango, eccetera eccetera. Fatto sta che 28 agosto 1990 in sella a questa moto urto la macchina che sopraggiungeva in senso opposto, c'è stato un frontale, c'è stato lo scontro di questa moto contro la macchina, ma soprattutto c'è stato lo scontro del ginocchio sinistro contro il fanale dell'auto, che fondamentalmente si è creato un danno tale che durante la notte i medici non hanno più potuto fare nulla. Ho perso 25 kg in 3 ore, ho perso 9 litri di sangue in 3 ore, ho avuto 19 sacchi di trasfusione, non posso più essere donatore per aver ricevuto troppo sangue una volta, ma divulgo un po' il messaggio dell'Avis ovunque, e soprattutto ho avuto anche un arresto cardiaco. Questo per dirvi che per quanto sia grave, oggi vi parlo anche da padre, l'amputazione di un arto per un ragazzo di 17 anni, quando i medici sono usciti dall'ospedale non era la notizia più grave, perché il dubbio dei medici era che
essendo mancato l'ossigeno per 50 secondi al cervello, hanno alzato le mani per dire non sappiamo cosa è accaduto, perciò attendiamo che esca dal coma, quando cominceremo a vedere gli occhi aperti e fargli qualche domanda capiremo. Fortunatamente danni neurologici e poi gli abbiamo amputato la gamba, così prima un coccolone, poi hanno preso anche il secondo. Fortunatamente ho fatto circa 7 ore di coma, mi sono svegliato alle 11 il giorno dopo, abbiamo poi scoperto negli anni che qualche rotella comunque se n'era andata, però a parte gli scherzi, cose serie dal punto di vista neurologico non sono accadute, e adesso anche l'esperienza un po' di Ale Zanardi, che le ha vissute un po' tutte e due, e tante persone che ho conosciuto, uscire da una difficoltà fisica piuttosto che neurologica, tra virgolette, è un po' più facile, perché diciamo così hai tu la possibilità di emergere. Quando succedono danni importanti neurologici, insomma la vita diventa un po' più dura. Perciò non sto qui a tediarvi un po' di tutto il percorso che è stato un percorso molto difficile, è stato un percorso dove un mese, un anno, 10 anni dopo la difficoltà era tutt'altro che superata, però devo dire che grazie allo studio della musica, sempre da privatista, e l'attività sportiva, per 20 anni ho praticato praticamente canoa sul fiume, io abito a fianco del fiume Po, secondo me, tenendomi o in allenamento o studio della musica, che poi ho fatto 8 anni di chitarra e 7 anni di sassofono, e la band, le manifestazioni in canoa, insomma, secondo me mi hanno tenuto lontano dal divano, mi hanno tenuto lontano da pensieri negativi, che poi pian pianino ho conosciuto. Prima ovviamente la barriera fisica, perché comunque perdere una gamba è comunque una barriera fisica, poi grazie a alcune esperienze ho capito che quello che macchinavo, diciamo così, nella mia testa, le parole, la comunicazione, come gli altri mi parlavano, aveva nella mia vita un'influenza molto importante, finché poi ho intrapreso nel 2013, dopo tantissimi anni, un percorso per diventare coach e formatore, mi sono innamorato della comunicazione e soprattutto ho cominciato a dare un nome a quello che avevo fatto prima. Non è che fino a quel momento lì ero rimasto bloccato, però diciamo così andavo un po' di inerzia, no? Andavo proprio per sensazioni. Quando ho cominciato a dare un nome a tutti i passaggi o tanti passaggi che avevo fatto prima, mi ha aiutato veramente per mettere, diciamo così, non solo un'altra marcia, ma mettere altre più marce. Perciò vengo proprio all'Andrea atleta, dove ho cominciato ad andare in bici nel 2007 solo ed esclusivamente per perdere peso. Io, come vedete, sono con 2 stampelle, non porto la protesi, ero 104 kg nel 2007 e parliamo di circa 25 kg e passa più di oggi. Utilizzando le stampelle avevo un po' dolore dappertutto, perciò avevo capito che dovevo perdere peso. Perciò ho chiamato il mio maestro Creola al conservatorio di Parma, perché avevo l'obiettivo di diventare maestro. Ho detto: guarda Alessandro, interrompiamo momentaneamente tutto il percorso per diventare maestro, per rimettermi in forma, e poi da giugno a dicembre e poi a gennaio 2008 riprendiamo. Invece il sassofono dal 2007, da 19 anni, è chiuso nella custodia, perché il ciclismo gradatamente mi ha veramente rubato il cuore. Nel 2008 l'obiettivo era percorrere la prima Gran Fondo Gianni Bugno, che a quei tempi per me percorrere 70-80 km era il sogno della vita, perché per percorrere con una gamba 20 o 30 km andavo in acido lattico, io sono obbligato a fare tutto il movimento a 360 gradi, partecipo alla Gran Fondo di Gianni Bugno nel 2008, partecipo a altre 3, poi nel 2009 e nel 2010 affronto alcune gare a livello europeo e internazionale per acquisire punti per andare poi alle Paralimpiadi di Londra 2012. Capiamo poi a metà stagione, marzo-aprile, che le strade, diciamo così, erano chiuse per vari motivi per andare alle Olimpiadi, pur avendo comunque indossato la maglia tricolore
nella specialità strada e nella specialità cronometro, comunque poco mi interessava, mi sono affacciato a una proposta della squadra per affrontare per la prima volta al mondo da un atleta con una gamba la strada carrozzabile più alta del mondo. Si trova in India, si trova nella regione del Kashmir, questa è la fotografia, e da lì partono 3 mesi dove non avevo nessuna esperienza di mountain bike, non avevo nessuna esperienza di altimetria, però ho sentito che era l'avventura che poteva cambiarmi la vita, cioè poteva in qualche modo indirizzarmi un nuovo percorso di vita. Era un qualcosa che sentivo dentro, ho affrontato questa avventura dove dentro con le 2 borse, quella frontale, eravamo in 2 mountain bike, c'era tutto quello che ci ha permesso di sopravvivere per 19 giorni, tenda, perciò il cibo e quant'altro. E mi piace anche questa fotografia, 1 perché è l'avventura numero 1, 2 perché attraverso la qualità della foto si capisce il livello e sostiene il fatto che vi ho detto prima, che la nostra squadra affronta tutto un passo alla volta. Ecco, quello che mi piace far capire, oggi abbiamo un progetto che ci permette di avere il lusso delle cartelline, ci permette di essere in 5 e quant'altro, ma qual è stata la partenza? La partenza è stata andare a fare un viaggio per 19 giorni con 400 euro di budget, che negli ultimi 2 giorni, per fortuna, che a me e Stefano ci hanno prestato 100 euro, due stranieri là, se no eravamo ancora a Nuova Delhi, una mountain bike prestata 2 settimane prima, fatta l'avventura e consegnata una settimana dopo. Questa è stata la partenza. Poi dopo un passo alla volta abbiamo sempre creduto, diciamo così, che ci poteva essere qualcosa di più interessante, insomma. Mi piacerebbe entrare nella vostra testa cosa pensate, cioè uno fuori di testa, Uno che Non fa gli ho ancora detto niente. uno che fa una roba del genere è uno fuori di testa, lo dico in senso buono, una cosa pazzesca. Apprezzo il fondo stradale, perfetto proprio. 700 km tutti così, dove si superano, si va da Manali fino a Lek e si superano 3 volte 5.000 e alla fine da Lek sale una salita di 60 km che ti porta a 5.602 e non esiste ancora oggi testimonianza che con una gamba qualcuno ci sia riuscito oltre diciamo così al sottoscritto. Poi dopo sono state altre avventure, ho fatto la Parigi-Brest-Parigi di 1230 km, questa è stata la mia prima avventura in solitaria in Perù, dove dovevo ritornare con Stefano, ma poi ha rinunciato 2 mesi prima e sono andato in Perù, ho fatto 1500 km in bici da Lima fino a Cusco e poi con le stampelle e lo zaino sono partito per l'Inca Trail, 4 giorni di cammino attraverso le Ande fino a 4200 metri per arrivare sul Machu Picchu appunto a piedi. Sono stato a Capo Nord per un viaggio bellissimo. Sì, questo non l'ho fatto tutto in bici, però è stato un viaggio bellissimo perché ho unito il ciclismo, ho unito lo sport, ho unito il coaching, perché sono andato con un ragazzo che 2 anni prima, a 17 anni, in centro a Milano, scivolando con la moto, insomma ha perso anche lui la gamba e proprio anche con il padre e la famiglia abbiamo visto con 6 mesi di percorso di coaching e questo viaggio ha fatto veramente un salto che io senza la figura a fianco che aveva lui ho impiegato 15 anni, lui ci ha impiegato insomma 6 mesi. Parliamo proprio di un ragazzo che non usciva a Milano perché si vergognava, difficoltà molta anche lui a portare la protesi, tornato dal viaggio come se, non dico neanche avesse perso la gamba, però veramente un altro ragazzo. C'è stato poi un percorso di 3 anni che mi ha legato a seguito dell'Inca Trail ai cammini, nel 2018 ho percorso 500 km della via di Francesco, da Santuario della Verna fino ad Assisi e Roma, poi ho fatto l'anno dopo, per quanto sembrava difficile, 1000 km di via Francigena dalla Valle d'Aosta fino a Roma, tutti a piedi, con lo zaino, ostelli e quant'altro, e nell'anno della pandemia, quando si è aperta la finestra in settembre, sono scappato via e ho fatto tutta la via Postumia, perciò sono partito da Grado e ho attraversato tutto il nord Italia fino, diciamo così, a Genova. Un'esperienza, 3 esperienze, 4 con l'Inca Trail molto importanti che mi hanno permesso, qui siamo già oramai sulla via Postumia, come vedete ho le stampelle che utilizzo
utilizzo oggi, che mi ha portato oggi ad essere CEO di una startup, insomma, mediamente importante per le figure con cui sto collaborando, che ideando queste stampelle, insomma, rivoluzioneremo, speriamo, un po' il mondo della deambulazione, perché utilizza le stampelle a livello mondiale. E nell'inverno del 2021 e 2022 abbiamo, sempre nell'ottica di alzare, diciamo così, l'asticella, abbiamo pensato 5 anni, non più un viaggio per ogni anno, ma un viaggio proprio di 5 anni. Nel 21-22 sembrava lontano il 26, oggi siamo alla prima tappa dell'ultimo viaggio, diciamo così, di questi 5 anni. Molte volte i miei viaggi nascono, diciamo così, da dei sogni. Io amo molto la solitudine, amo molto la natura, amo molto gli elementi, da cui è nato proprio questo viaggio, e siamo partiti con l'Islanda, perciò abbiamo percorso, ero con Andrea e Simone, un videomaker e, diciamo così, chi si occupava della logistica, io ero da solo in bici, e abbiamo percorso tutti i 2200 km per affrontare il periplo, appunto, dell'Islanda, in modalità tenda, e ci cucinavamo anche, perciò in modalità proprio totalmente survival. Nel 2023 il viaggio che vi raccontavo prima, Cross in the Nord, completamente vissuto in solitaria, Finlandia, Svezia e Norvegia, anche qui in modalità, mia seconda avventura in solitaria, in modalità, insomma, in questa foto vedete tutto quello che serviva che è servito per sopravvivere questi 20-24 giorni. Il terzo anno ho voluto mettere assieme, diciamo così, le due leve che mi hanno aiutato a superare l'incidente, perciò la musica e lo sport, e con Federico e Nicolas abbiamo attraversato 7 stati degli Stati Uniti, abbiamo fatto quasi 2600 km in 19 giorni, perciò parliamo di chilometraggi veramente molto importanti, partendo da Chicago e arrivando fino a New Orleans. 7 stati, la Blues Highway, la città del blues, dove anticamente, diciamo così, è nata tutta la musica che ascoltiamo, diciamo così, oggi. E lo scorso anno era già stato un progetto nel 2017, ma dopo un test dei 200 km abbiamo capito che mancavano ancora dei tasselli, soprattutto miei come atleta, ma mancavano ancora le figure della squadra. Abbiamo stabilito il record per la prima volta, il record del mondo sulle 24 ore, cioè velodromo, 250 metri al chiuso, un anello in parquet per 24 ore. Perciò è vero che quando un record non è mai stato stabilito, qualsiasi distanza avessi percorso sarebbe stato record, perciò l'asticella l'abbiamo messa a 500 km. Stiamo parlando di 2000 giri da percorrere in queste 24 ore, con tante soste, perché mancavano ancora alcuni riferimenti e determinata esperienza, però fatto sta che non solo abbiamo battuto i 500 km, ma ne abbiamo fatti, io parlo sempre al plurale perché è stato un traguardo veramente raggiunto per le persone che avevo al mio fianco, ne abbiamo percorsi 602,990, perciò non abbiamo percorso 2000 giri, ma 2411 giri. Siamo partiti per stabilire un record, però siccome erano record mai stati stabiliti prima, abbiamo mentre delle 24 ore c'erano anche questi 9, perciò 100 km, 200, 100 miglia, 200 miglia, 300 miglia, insomma ci siamo trovati dal preparare un record a stabilirne, diciamo così, dietro, convinti che le sorprese erano finite. Questi 10 record sono tutti stati certificati come Guinness World Record, perciò nel librone famoso di Guinness World Record quest'anno abbiamo una mezza paginetta con tutti questi record. Ecco, avete capito che è sempre stato un solitario, ma da quest'anno, per questo tour, vi abbiamo suggerito, parola giusta è suggerito, che forse era meglio farsi accompagnare da un'atleta campionessa olimpica Atlanta 1996, che è quella fanciulla lì che si chiama Patrizia Spadaccini. Buonasera. Per cui il tour sarà totalmente
biciclettato da loro due, e poi di volta in volta, come oggi, ci saranno dei ciclisti, diciamo, locali, che in ogni tanto li abbiamo un po' individuati, non molti per non avere problemi agli incroci, alle rotatorie, eccetera, 4 o 5, che seguono. Oggi abbiamo avuto anche i ragazzi del Parasio che da San Lorenzo a Imperia si sono, penso, divertiti abbastanza, e quindi volevo introdurre Patrizia adesso. Sì, no, per raccontarvi un attimino cosa siamo qui a fare. Allora, questo è il progetto di quest'anno, che da un amico è stato definito, mi ha definito, diciamo così, il Ciclope, perciò sono i 3 eventi più importanti, diciamo, di quest'anno, devo dire tutti e 3 molto complessi. Il primo è il Tour in bici alla ricerca di 4 elementi, che è quello che stiamo appunto facendo dal 13 maggio fino al 21 giugno, poi in luglio, oltre all'Impossibile 3, al Circolo Polare Artico. È un progetto che dal 2024 porto avanti con lo studio, con la scuola e l'istituto Tosi di Busto Arsizio, dove nel 24 siamo stati in Islanda, poi l'anno scorso in Cambogia, quest'anno arriviamo a Capo Nord, dove con 10 giovani, metà maschi e metà femmine, andiamo a fare queste avventure appunto oltre l'impossibile. Ragazzi che fino a 4-5 mesi prima quasi completamente ignoravano la bici, si trovano a fare 100 km al giorno per una settimana, compreso montare la tenda, cucinare e sopportare, insomma, o il caldo per esempio della Cambogia o il freddo che c'è stato in Islanda e forse ci sarà anche in Norvegia. E come diceva Fausto prima, a settembre dalle 17 di sabato 12 settembre sul circuito di Arese, ex Alfa Romeo, 1,5 km tutto all'aperto, andremo a cercare, diciamo così, di ristabilire i 10 record, 10 Guinness World Record, che non diventano, non batteremo i 10, ma diventano altri 10, perché i primi erano indoor e questi sono indoor. Sempre per l'ottica di alzare l'asticella abbiamo messo, diciamo così, impostato la preparazione, una bici meravigliosa che utilizzerò e tutta la preparazione, come diceva Fausto prima che leggeva dal testo, mi sento in un momento veramente forse all'apice, diciamo così, della mia carriera sportiva. L'obiettivo non è più 500 km, ma è eguagliare i 10 record che abbiamo fatto su pista, e per eguagliare dei record su pista dove sei al chiuso, dove c'è la temperatura costante, non c'è vento, eguagliarli in un ambiente completamente difficile, come sempre, insomma, ci piace molto alzare, diciamo così, l'asticella. I numeri ci stanno dando ragione, e questa avventura, insomma, questo tour metterà su un fondo molto importante che poi dopo, da metà luglio in poi e tutto agosto, andremo a finalizzare per capire se riusciamo veramente a battere questi record. Questo è un po' il giro che faremo. Inutile dire dove siamo, perché siamo appena di là dalla scritta di Sanremo. Faremo tutto l'Arcolpino per raggiungere Trieste con 12.000 metri di dislivello molto impegnativi per documentare l'area. Poi faremo un po' di nord, passeremo dalle parti di Fausto a Concorrezzo, a Casamia, e poi scenderemo fino a Roma per documentare la terra, la costa tirrenica per documentare l'acqua, e poi partiremo da Busseto, faremo una migrazione con il mezzo da Milazzo fino a Busseto Palizzolo, dove c'è la sede del Lombardo che mi supporta con le bici, e poi faremo questi 600 km con un bel po' di dislivello per documentare appunto il fuoco. Queste sono un po' tutta la tabella di marcia. Oggi è stata la prima giornata, è stata una giornata un po' particolare. Domani cominciano i chilometraggi veramente molto importanti, che vanno dai 100, ce n'è una da 145, 135, con il dislivello totale nei 3200 km che ci porterà a scalare per ben 4 volte la cima dell'Everest, perciò anche lì avremo veramente molto da raccontare. E questa è la foto della Patrizia Spadaccini, che pedaliamo un po' per le prime volte assieme,
Questi sono appunto i 4 elementi, sono DNA di qualunque affronti una difficoltà: serve aria per respirare, serve terra per radicarsi, serve acqua per adattarsi e serve fuoco per non spegnersi mai. Da questa avventura Federico, che sta documentando tutto, realizzerà un trailer di 2 minuti e mezzo simile a quello del record e un docufilm di circa 20 minuti. In più verrà pubblicato un libro e già da diversi mesi stiamo appunto raccogliendo tutte le informazioni. Abbiamo ottenuto il patrocinio nazionale dei Lions, Panaton, dove sono socio in tutti e due questi club, e del Fair Play nazionale. Poi sto portando anche con me, stiamo portando anche con noi Casalmaggiore, che è un po' la città anche che supporta questa avventura, perciò anche il mio è territorio, e gli altri sono i partner che ci hanno permesso appunto e che ci stanno permettendo di fare questo viaggio, che oltre la parte tecnica di bicicletta, abbigliamento eccetera, serve anche insomma la disponibilità appunto economica. La cosa molto bella insomma che affianca questo tour è appunto, come diceva Fausto prima, supportare delle persone insomma che stanno vivendo momenti di difficoltà. Perciò abbiamo 2 libri che servono per andare, diciamo così, a supportare Kairos di Vimodrone su iniziativa di Don Claudio Burgio, per seguire appunto dei minorenni che hanno commesso in qualche modo qualche errore. Cascina San Vincenzo, legata appunto all'autismo, che è una realtà che sta colpendo molto non solo la zona di Monza ma tutta l'Italia e non solo, dove c'è bisogno insomma di risorse economiche. E poi Donna di Slancio, che è un'associazione che ho fondato assieme al ragazzo che avete visto prima, Pietro del Porto, che abita a 2 chilometri dal velodromo di Palma de Mallorca, che purtroppo ha perso il fratello Paolo, il fratello mio, per, diciamo così, di acquisizione, che è stato una storia molto particolare, perché comunque è stato quell'imprenditore che negli anni 2009 e 2010 è stato forse il primo a credere in questa attività sportiva, no? Perciò l'imprenditore di successo, 3 alberghi eccetera, che aiuta e supporta per come riesce l'atleta paraolimpico. E poi man mano sono passati i mesi, sono passati gli anni, purtroppo si è ammalato di SLA, l'atleta paraolimpico si è trovato a imboccare in qualche modo Paolo, perché comunque aveva perso tutto l'utilizzo della voce, degli arti eccetera, e purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa. Perciò abbiamo già raccolto quasi 200.000 euro in circa 4 anni, perché è stata una sua volontà, e con i 2 fratelli, la famiglia e amici tutti ciclisti abbiamo fondato questa associazione che aiuta appunto persone per questa malattia. Lo facciamo, io qua ho lasciato il libro del padre che è in breve uscita, però c'è Credere all'impossibile, un libro scritto assieme al professor Fabio Sangalli dell'Università di Bicocca, dove racconto tanti eventi della mia vita, belli e anche diciamo così meno belli, ma che sono riuscito diciamo così a superare. E poi c'è il libro del mio viaggio in Islanda, che è stato il primo che ha aperto diciamo così questi 5 anni. Alcuni numeri del tour in bici: 35 tappe, 3.200 km percorsi, 25.000 metri di dislivello, ma sono un po' di più. Scusate se c'è scritto ancora e volte l'Everest, ma sai, 3 volte l'Everest. Tutte le volte mi prometto di andare a modificare la slide e siamo sempre qua, e forse non lo toglierò neanche perché vedo che strappa qualche sorriso, perciò non va mai male. 28 conferenze serali, migliaia di persone incontrate, perché l'Italia non è fatta solo di numeri ma soprattutto di persone, per raccogliere, come si diceva prima, insomma raccontare, cioè ascoltare anche una storia aiuta, no? Anche perché a me piace molto ascoltare le storie, perché nasco dalle storie. Uno degli elementi che mi ha portato proprio a cambiare completamente vita a 40 anni è proprio ascoltare, leggere e studiare le storie di persone che pur vivendo momenti difficili ce l'hanno poi fatta. Ovviamente ho bisogno di bici, queste sono le 2 bici che mi ha sponsorizzato e fornito
Lombardo, che vedrà appunto Musetto Palizzolo sotto Trapani la partenza del fuoco, perciò al 99% la bici da strada, e poi ho con me anche la mountain bike Olimpia, perché Olimpia è stata acquisita da Lombardo per affrontare soprattutto l'ultimo pezzo sul vulcano Etna. Perciò vi aspettiamo dal 13 maggio al 21 giugno, fa specie veramente essere già dentro questo progetto, perché ci lavoriamo dal settembre del 2025 e ha richiesto veramente tanto lavoro, perciò rinnovo i ringraziamenti anche a voi per questa prima serata. Grazie. E grazie mille. Grazie.